È una lite avvenuta, mi dicono, per motivi di soldi tra due extracomunitari, quindi direi di non paragonarlo a quanto sta accadendo nell'ultimo periodo in provincia. Non ci sta il sindaco della Pietra a paragonare quello che è accaduto a Spresiano ai fatti di Treviso e Vittorio Veneto, ma anche qui c'è del sangue versato per una violenza che non ha giustificazioni. Tutto è accaduto ieri sera intorno alle 21:30, quando all'interno di questo locale, tra le slot machine, due marocchini si sono affrontati per dei soldi non restituiti. Una lite subito degenerata quando uno dei due protagonisti è stato colpito alla testa con una bottiglia. Vetro andato in frantumi e taglio profondo alla testa del marocchino di 34 anni, trasportato subito al Cafoncello, dove è tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita. Ma nonostante i carabinieri siano giunti subito sul posto, l'altro straniero è riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando verso la campagna. Enesimo episodio di violenza per il quale il sindaco ha già predisposto maggiori controlli, ma anche una riflessione su chi non rispetta le regole. Io ho già sentito le forze dell'ordine, ho già parlato con chi di dovere. È chiaro che rimane un po' l'amaro in bocca perché vedo che tutti questi fatti, comunque più o meno gravi, riguardano sempre persone che non sono del territorio. Ecco, io a questo punto mi auguro che col nuovo governo al Ministero della Giustizia vada qualcuno che poi dopo ste cose le metta a posto, ecco.